Emozione grandissima, è stata una cerimonia veramente toccante, emozionante. Titolare un istituto omnicomprensivo a suo nome è stato veramente una cosa stupenda, emozionante. Ben comprensibile l'emozione di Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre, che tanto ha fatto per la ricerca scientifica per la cura della progeria, malattia da cui era affetto, al quale è stata intitolata la prima scuola in Italia, l'Istituto Omnicomprensivo Molisano di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una cerimonia intensa che ha rispettato in toto l'insegnamento di vita di Sammy. Nelle parole che sono state dette stamattina veramente hanno preso proprio la parte centrale di Sammy. Ecco, e come abbiamo anche detto noi, sarebbe bello prendere proprio ad esempio quello che è stato Sammy nel suo percorso di vita. Se l'aspettava? No, come tutte le cose che sono successe subito dopo, cioè si è mosso veramente il mondo e anche questa è stata una sorpresa. Più che mai esaustiva la motivazione di questa intitolazione, rappresenta un forte segnale educativo e valoriale, un riconoscimento della sua capacità di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza, resilienza e fiducia nella scienza e nell'istruzione. Un tassello in più per portare avanti il lavoro di Sammy Basso e di tutta l'equipe scientifica in Italia e all'estero. Noi abbiamo sempre detto che non ci fermeremo mai, continueremo a portare avanti quello che stava facendo Sammy e noi anche con l'associazione dobbiamo portare avanti questo, poter dire a una famiglia che ha un figlio con progeria, tranquilli, sappiamo come curarlo.